Con l'intervento precedente ho cercato di spiegare perché dal mio punto di vista questo provvedimento non ha niente che serva ai cittadini e alle imprese, proprio perché è la somma di una serie di ripetizioni e di ridondanze legislative che ci saremmo onestamente potuti risparmiare. L'altra gamba del problema è che invece, come nel caso dell'articolo 7, oltre ad esserci contenuti che non servono a nulla, non aggiungono nulla e che quindi non servono, ci sono anche soluzioni sbagliate di fronte a problemi giusti. Ora, noi ci siamo accorti nel momento in cui il governo ha introdotto il super bonus del 110% che una parte rilevante del patrimonio immobiliare del Paese e della Regione era costruita in maniera non conforme al titolo edilizio in possesso. Questo è un elemento da cui partire. Io contrasto in origine l'impostazione del consigliere Formaggio che dice a casa mia faccio quello che voglio. No, a casa tua fai quello che puoi fare, che la legge ti consente di fare e che non incide negativamente su quello che accade a casa mia. In questo quadro qua noi abbiamo un problema da risolvere, cioè ci sono una serie di illegittimità negli immobili. Dobbiamo capire quali sono le legittimità sanabili e quindi qual è il livello di tolleranza e quali invece sono difformità che non possiamo considerare tollerabili. In particolar modo questa questione riguarda tutte quelle costruzioni, quegli edifici che si sono costruiti prima del 1977, cioè prima che l'obbligo del titolo edilizio esistesse in questa. Allora, si sa come funzionava. Facevo il progetto, lo depositavo in comune, poi man mano che costruivo l'edificio mi veniva in mente di cambiare qualcosa, non cambiavo il progetto che avevo depositato perché non era obbligatorio, mi facevo dare l'agibilità o l'abitabilità, poi però io in catasto depositavo il progetto giusto e definitivo. Ora, noi abbiamo due strade. O decidiamo, come peraltro ha già deciso di fare il governo, che l'elemento attorno a cui noi definiamo la tolleranza dello stato dell'immobile è il catasto, che nei casi diciamo di buona fede è sicuramente corretto, ma io trovo che sia non solo pericoloso, ma anche tecnicamente scorretto indicare nel titolo di abitabilità o agibilità il titolo che garantisce sullo stato dell'immobile. È una scorciatoia, non è una soluzione corretta ad un problema che esiste. Perché quando mi hanno dato l'agibilità o l'abitabilità, me l'hanno data sulla base di norme che riguardano aspetti sanitari, non aspetti edilizi. E il fatto che io abbia l'agibilità o l'abitabilità non dice nulla sullo stato di legittimità del mio immobile. Se io decido di fronte ad un problema di questo tipo che il documento per il quale mi posso garantire la legittimità dello stato dell'edificio è l'abitabilità o l'agibilità, sto surrettiziamente proponendo un condono. Cretini quelli che non l'hanno fatto prima dell'introduzione di questa norma. Aspetta che lo vado a fare prima che diventi legge. Peraltro la Corte Costituzionale, come dicevo precedentemente, ha già detto che quel meccanismo non funziona, perché essendo un condono non è la Regione che può autorizzare i condoni, ma lo Stato. Ecco perché dico o norme inutili o norme che rispondono in maniera sbagliata ad un problema che esiste. E perché io penso male? Lo dico anche al relatore. Perché in realtà se quello che noi abbiamo in mente, consigliere Valdegamberi, è davvero sanare situazioni di questo tipo per tutti quei cittadini che comunque vorrebbero investire in un processo di riqualificazione energetica e accedendo al bonus 110%, se fossimo in buona fede e fosse davvero questa la preoccupazione che avremmo, non dovremmo fare niente, perché è già intervenuto il governo e ci ha già detto che per gli interventi del super bonus 110% è sufficiente una CILA e che non serve la dichiarazione di stato legittimo dell'edificio perché basta riportare nella pratica il numero della pratica di agibilità. Quindi io senza questa porcheria posso già fare il 110% anche se ho un edificio precedente il 77. Allora io vi chiedo,
onestà quando approvate questo articolo, che è già stato dichiarato incostituzionale. Ditecelo che volete fare un condono, ditelo ai veneti, magari sono anche contenti, ma in quest'Aula le prese in giro io penso che ce le dovremmo risparmiare.